Allora, io volevo ringraziare il governatore per l'occasione, per avere l'intervista generale e tutti i partecipanti a questa giornata di incontro, a questi 2 giorni di incontro. Ho fatto alcune riflessioni che volevo condividere con voi, soltanto una parte di queste, non tutti, dato il tempo a disposizione, e vorrei così rapidamente leggere. Le attività e le responsabilità che la nostra associazione affida al GLT hanno avuto negli ultimi anni nel nostro distretto un'attenzione crescente. L'importanza di conoscere regole e modalità operative è diventata sempre più di interesse dei club e dei soci che ne costituiscono il tessuto vitale. Vedremo quindi di individuare le aree di miglioramento per far sì che l'azione del GLT, ma ancor più del GAT, del quale è parte, diventi sempre più incisiva e condivisa. Pertanto oggi, per parlare di GLT, occorre fare riferimento al Global Action Team. Il GAT infatti rappresenta il gruppo operativo individuato dalla nostra associazione, la cui finalità è quella di collegare i club, i distretti, i leader agli strumenti e alle risorse per migliorare l'impatto del servizio. Attraverso il GAT si intende potenziare l'azione che le singole componenti del gruppo possono sviluppare in una sinergia, quindi azione condivisa e convergente, che vede al centro il service. Questo aspetto organizzativo e l'importanza dell'azione unica che ne consegue viene sottolineato dalla Lions Club International anche a livello di aree costituzionali e di aree operative, nelle quali è unificato le 3 componenti in una sola figura che le contiene e le rappresenta. Dobbiamo quindi porci il quesito se questo cambiamento è stato debitamente comunicato e ha trovato applicazione nei singoli club. Le 3 figure del GLT, vicepresidente, GMT, presidente comitato soci, GST, presidente comitato service, con il presidente, collaborano nei nostri club, pianificano e realizzano insieme service efficienti ed efficaci, applicano un metodo, utilizzano risorse adeguate interne e esterne, individuano ed operano per mitigare i bisogni reali della comunità. Alla storia attuale la risposta è solo in modo sporadico e non sistematico. Non si è riusciti a superare la visione individuale a favore di quella sinergica, non si è passati in molti casi da una gestione affidata agli officer a quella condivisa è che il service sia il frutto della capacità di alcuni soci di dialogare con singoli stakeholder della comunità per realizzare interventi e non il risultato di un'attività pianificata dai soci e realizzata in un percorso condiviso con la comunità e da questa riconosciuta rispondente a mitigare un bisogno reale quale conseguenza di una valutazione condivisa. Un primo obiettivo quindi del miglioramento potrebbe essere quello di rendere operativa a tutti i livelli, ossia dal distretto al club il GAT, per adeguare in modo dinamico e flessibile le azioni ai bisogni, con una struttura pronta ad adattarsi ai cambiamenti della comunità, sia in termini di tipologia che sia di strumenti operativi. La seconda riflessione porta a verificare come GLT all'interno del gruppo possa contribuire in modo più incisivo attraverso un percorso che vede per obiettivo un miglioramento dell'impatto dei servizi in termini di efficienza ed efficacia. Il contributo ai servizi del GLT è sintetizzabile attraverso 2 attività prioritarie: la formazione in tutti gli aspetti caratteristici, dal metodo dell'organizzazione, dalla crescita associativa alla conoscenza dei principi e delle regole, e l'individuazione prima e la successiva preparazione dei leader che guideranno nel breve il club e successivamente la stessa associazione. Per affrontare questo tema occorre prendere in considerazione l'indice di avvicentamento che caratterizza il distretto, ossia il rapporto tra i nuovi entranti, tra i soci nuovi entranti e i vecchi soci utenti. Nei 4 mesi di quest'anno sociale abbiamo registrato una crescita associativa di più 6 soci, dato sicuramente positivo, ma quale risultato di 113 nuovi soci e di 107 vecchi soci che hanno lasciato l'associazione, ossia in solo 4 mesi il 3% dei soci è costituito da nuovi soci. I dati presi a riferimento potrebbero essere il risultato del particolare periodo che stiamo attraversando, ma analizzando gli anni precedenti questi dati non costituiscono una nuova tendenza, ma rappresentano un trend consolidato nel tempo. Se questo aspetto valorizza l'interesse verso l'associazione e la capacità di acquisire nuove risorse, di contro evidenzia anche l'esigenza di implementare la diffusione della conoscenza delle regole, dei principi e dell'organizzazione, da utilizzare per l'inserimento nei club in un percorso che porti ad assumere ruoli di responsabilità nella gestione prima e nell'associazione dopo. Assistiamo nei club in diversi casi all'assunzione di ruoli apicali in tempi molto contenuti, senza il dovuto periodo di conoscenza, dando quindi per consolidato che l'esperienza maturata nella società civile possa automaticamente portare a una gestione di un'associazione votata al service quale la nostra, sostituendo e non integrando quindi conoscenza con esperienza. Occorrerebbe quindi individuare modalità
che a tutti i livelli organizzativi garantiscono guide formate. Occorre infatti non aver presente che l'obiettivo prioritario è quello di essere riconosciuti dalla comunità quale leader nel settore. Luigi, chiudi per favore. Con un'attività eseguita secondo modalità che la nostra associazione ha validato nel tempo, modalità che non sono state adeguate in base all'esperienza maturata dai numerosi club. Luigi, ti prego. Io mi fermo qua, grazie, perché so che il tempo è scaduto. La sintesi di questo, e quindi chiudo, è che gli indirizzi che dovremmo vedere di rafforzare sono, a mio parere, la diffusione operativa del gas, la conoscenza dei metodi della loro applicazione, l'individuazione e la formazione di... Grazie.